Macedonia i limiti di velocità sono come i nostri, tranne nei centri abitati, lì hai 60 all'ora anziché i 50. Benvenuto in Macedonia ragazzo. Allora, qui la benzina costa meno di €1 al litro e Giovanni mi ha fregato l'ultimo pacchetto di Pueblo che c'era lì, quindi un testina, e le targhe sono siglate MK, Mantova Koala. Wow, anche qua una di quelle chiese con quella specie di campanile altissimo, guarda che strana, tipo la forma della moschea strapiena di finestre, e guarda dentro che razza di affreschi che non c'erano. Potevamo fermarci? Sì, potevamo fermarci, ma noi dobbiamo andare a Skopje ragazzo, non ho voglia. Toppa locale, tu mi dirai se c'è la toppa locale, cioè la più importante informazione turistica. Allora, se la toppa locale è come quelle due che abbiamo appena visto a sinistra, siamo presi molto male ragazzo, molto male. E qua vedi usanza andare via senza casco, quindi non è obbligatorio come da noi, deduco, no? Quello che non capisco è che hanno strade che anche persino le galline devono andare via col 4x4 e mettono i dossi, ma che gli è forti anche a loro, Wow, che vallate anche qua. Dei montagnoni molto alti con la neve. Io spero non dobbiamo attraversarli, no? Per andare in Grecia. Spero vivacemente. Niente, il nulla, cioè come nei film, no? Tutte quelle lunghissime strade con tutte le vallate senza città né niente. Guarda che roba. I trattoreti, pieni di trattoreti, sì, perché giustamente in tutta la parte qua a destra ci sono i campi. Purtroppo però devo dire che anche qui in Macedonia, così come in Serbia, sono veramente degli spazzoni fuori maniera, perché trovi immondizie ovunque, è una cosa incredibile. Ogni tanto trovi proprio delle mini discariche, tipo anche qua vedi che sta prendendo fuoco, mamma mia, robe, cioè è un sacrilegio rovinare questi posti così bellissimi, tutta questa natura, squasse ovunque, addirittura computer, di tutto. Oddio, cosa c'è qua? La vacca libera. Ciao vacca? Ma pensa a te, c'è la vacca, le vacche, eccole là. Quindi per cui ti dirò dove abito oggi. Bam! AK! Beh, no, intanto non abito e mangio, però porca puttana, guarda, ste bellissime vallate, tutta sta roba figa, e guarda, rovinato da tutte ste scoazze, ma siete proprio dei spazzoni, cioè lasciatevelo dire da uno che non ha diciamo il minimo cenno di razzismo, però veramente siete proprio degli spazzoni, fate schifo sotto questo punto di vista, Cioè ovviamente mi riferisco a chi ha buttato le immondizie, no? Tutti gli altri, chiaro, questo è ovvio, sottointeso. Però vabbè, squazzi a parte, è un bellissimo panorama ragazzo, veramente. Secondo te Zingano? Ciao mucchina, ciao! Zingano non ti portava a vedere le mucche? L'unica cosa da controllare è il discorso del pene. Allora, quella non ce l'ha e va bene. Quella non capisco, questa nera. Ha le corna affilatissime. A dir poco affilatissime. Sì, mi sa anche a me che è un toro. E che appena mi avvicino si gira. Sì, è un toro. E niente. Vabbè, niente, farò una foto alle mucche qua e basta, non mi avvicinerei perché mi guarda, mi punta in modo troppo sta là, cioè mi dice sta là, sta buon. Vabbè. Wow ragazzo, guarda che posti, guarda che ristorante, che vista, stupendo, guarda, stupendissimo. Buongiorno Italia. Niente, funziona così, abbiamo le mucche. Oh, eccole là. Buongiorno mucche. Ah, girano di là. Ciao mucca. Buongiorno. Vuoi venire qua? No? Non vuoi venire qua? Sì che sono un bel zingano. Che gentile, è passato l'ometto che si è fermato in macchina e ci ha chiesto se avevamo problemi, se era tutto a posto, poi abbiamo chiacchierato e tutto quanto, ha detto vai che se avete problemi insomma chiedete tutto quanto, insomma
Che è strano, no, sta roba, cioè da noi non succede. Che simpatico, è tornato per raccontarmi che suo figlio lavora a Teramo, no? E così ha detto, ah, pensa a te. Che razza di cane è questo da guardia? Guarda che strano, mi ha anche tagliato le orecchie, lì che fa la guardia alle mucche, ci sono anche i pastori. Oh, musacci, che forte, mamma mia che colori ragazzo. Io non so in Sony come vengono, ma veramente i colori fantastici. Tutte le donne con lo scialle in testa, non so se è usanza o se oggi è una giornata particolarmente soleggiata, ma non credo, perché guarda che adesso qua ce n'è un'altra, vedi, col figlio a passeggio, e anche questa ha questo scialle in testa. Quindi siamo già nei paesi arabi praticamente, porco cane. Che non capisco è perché bagnano le strade, vedo che c'è gente proprio con la gomma che bagna la strada, questa cosa non l'ho capita, cioè non è che c'è il getto forte che butta via lo sporco, non lo so, o per non far alzare la polvere perché crea tipo fanghetto, non lo so, io guarda che discesa. E certe bambine hanno lo scialle, qua in moto senza casco, addirittura R1, ehi là, ce l'avevo anch'io, ne ho avute due di quella, l'R1 del 98, stupenda. Questo furgone che ci stiamo portando avanti, che deve essere stracarichissimo di non so cosa, ha le gomme praticamente a terra, ha le pecore a destra, saluta le pecore, sciò bella, guarda, tutte tosate a metà, sai che noi è buoni a tosare ben qua. Quella che vedi qui, gialla e rossa, è la bandiera macedone, eccola qua. Benvenuti a Skopje, benvenuti! Strada a 3 corsie e tipo con carrozza e cavallo, che robe, pazzesco, qua bisogna girare, sì, tutti, guarda là in alto a destra, quella mega croce, lì dobbiamo andare anche, dai Opel di merda, sorpassa che mi butto di qua, no? Mamma mia che 4 rincoglioniti, cazzo culo, wow. Adesso qua c'è un po' di caos, questo qua che tira avanti il taximan, cazzo proprio il centro, vabbè, poi usciamo alla prima qua, moto qua senza targa, le coglioni, cazzo miseria, ne ho visto ogni tanto moto senza targa, trafficata, sì, per quello io volevo arrivare di notte, per il discorso del parcheggio, accidenti, vada a destra alla fortezza intanto, avanti a destra, aspetta sto coglione, adesso non passo, è un po' più avanti, Mona, dai, sta morti i cani, i gatti, porsei, di là c'è di là c'è una coda chilometrica, tutti fermi, porco cane, l'autobus a 2 piani, allora guarda il leone, Cinocchio vero, la statua del leone, aspetta perché qua gente stanca della vita attraversa così la strada, 2 leoni, un povero camper, belli sti leoni, sì, wow, è un misto ricchezza, povertà, lusso, baracche, storia e modernità, comunque è grande, molto grande Skopje. Il problema è che siamo quasi arrivati, io come parcheggio ho messo, non mi ricordo se te l'ho detto, lo zoo di Skopje, da contare magari sul fatto che oggi non è sabato, non è domenica, è un giorno super settimana, però manca 1 chilometro esatto, quindi se già qua ci sono tutti i parcheggi pieni, non credo che fra 1 chilometro troviamo la pacchia, no? Vuoi un tattoo? Vai a farti il tattoo, vai! Cioè qua funziona che hai un semaforo ogni 100 metri sono, sì, scarsi. No, guarda un altro, c'è proprio... Vedi? Cazzo, questi mi sembrano anche un po' tipo zingari, fai vedere. Oh, vuoi vedere che abbiamo avuto così culto? Ci sono un bel po' di posti liberi davanti a lo zoo, solo non capisco, cioè, se sono a pagamento, cioè perché ci sono quelle scritte, sai, delle zone C80 eccetera, boh. Io direi che facciamo una cosa intelligente, intanto ci fermiamo qua allo zoo, andiamo a vedere in giro cosa ci può essere come parcheggio, adesso vediamo, casomai ci spostiamo anche stasera, cazzo ce ne frega. Guarda qua che ti noleggi il camper, aspetta perché c'è l'omino là, secondo me bisogna pagare, andiamo
a chiedergli. Hello, excuse me, where we pay here? Yeah, where? Nette razze. Huh? So, auto? Yeah, camper. Ah, camper. Where pay? We have to pay? Finish? No, arrive now. We are arrived now. Macedonisch telefoon? No, no internet here in Macedonia. Message. Message? Parking. Ah, but don't work. Serbia, Macedonia don't work. SMS, phone, internet don't work. No, roaming, no. Yeah, roaming, no. Iliad roaming, no. No, Macedonisch SMS, yes. Don't work. No, roaming. Giovanni, si vuole praticamente tipo mandare un SMS perché lui non prende e tipo te lo scalano dal credito, una roba del genere. No. Allora, qui in Macedonia funziona che il parcheggio è gratuito dalle 7 alle 21, prima devi mandare un SMS. Il problema è che a noi non funziona, porca di quella troia, l'internet, gli SMS e le telefonate col merda di Iliad, né in Serbia né in Macedonia. Allora, fortunatamente ho trovato delle signore gentili che ci hanno dato delle indicazioni. Allora, tutta Skopje, qua tutta l'area è a pagamento tramite sto cavolo di SMS. Ci hanno detto provate ad andare avanti a vedere dell'hotel Alexander Palace. Adesso andiamo lì, tanto abbiamo le biciclette per fortuna, però sta roba del roaming, per carità, sapevo che di Iliad tanta gente si lamentava anche dell'estero che non andava, però porca troia, ragazzi, cioè benvenuto in Serbia, benvenuto in Macedonia eccetera, ti scrivono tutti gli SMS e tutto e dopo non funziona. Ah sì, aspetta, la multa è 40 euro e ti mettono le ganasce alle ruote, quindi guarda che siamo veramente tanti, ma tanti nel mondo, ma tanti. E anche qua ti domanda Sky. Porca miseria, è terribile. Guarda, uno a destra, uno a sinistra. Oh, non ti lasciano passare neanche come gli italiani, una roba incredibile. Ma tocca andare addosso col camper. Cazzo culo. Oh, il parcheggio non è il massimo, ma non c'è altro. Parcheggiamo qui. Oh, parcheggio di merda, ma cosa vuoi che ti dica? È così d'altronde nelle grandi città e soprattutto con Iliad che non ti va. Buongiorno Italia, ormai sta venendo su sera, non c'è più luce, ma guarda intanto dove ti ho portato. Anzi aspetta, ciucciati la musichetta.
Wow, questo deve essere tipo il loro Parlamento. Adesso stiamo andando a trovare la casa di Madre Teresa. Dove è nata Madre Teresa? Minchia Italia, guarda il vento, mi ero promesso i video li faccio domani, ma guarda dove siamo, guarda. Che spettacolo. Wow, è enorme Skopje, è veramente enorme, The summer fierce with fire, cruel like a dragon. For we are in the army, reporting to the higher authorities. Supernatural. Stop! Allora ti dirai come mai già visitata Skopje? No, assolutamente. Allora inizia a far sera, inizia anche a far freschetto. Spero tanto domani non piova. Domani visitiamo Skopje. Questo era più un giro di ricognizione per i parcheggi. Io avrei trovato un parcheggio a fianco al distributore proprio in centro e ho chiesto ai gestori se si può parcheggiare là. Hanno detto sì tranquillamente. Quanto è lungo il camper? Ho detto 5 metri. Ho detto sì, e quindi appena Giovanni torna, che è andato a un Burger King, probabilmente dopo cena andiamo a parcheggiare lì, e domani, insomma, tempo permettendo, ci facciamo sta visita a Skopje, che è mostruosa. Devi vederla dal vivo, cioè, per capire com'è. Intanto, da quel poco di video che hai visto, devi guardare le persone quanto grandi sono, quando passano davanti alle statue, cioè sono una cosa pazzesca, stupendo. Non abbiamo neanche visto la casa di Madre Teresa, il ponte di pietra, cioè tutte cose da fare, facciamo domani. E ho voluto rimandare apposta, insomma, per fare le robe fatte bene e anche godersele, insomma, con un po' di luce e un po' di temperatura, no? Sì, guarda, non vedo l'ora, bellissimo, bello. Rimedi zingari per la connessione internet. No, vabbè, allora sono riuscito a vincerla io. Allora, eravamo là, guarda che strisciate, andare nel wild a girarci in mezzo alle foreste, la mamma mia. Allora, eravamo praticamente nel parcheggio di Hiroshima, là. Gli ho detto no cazzo, andiamo al centro, c'è sto distributore qua, abbiamo l'acqua, le telecamere, illuminato, il wifi e tutto quanto, cioè porca troia, in più siamo in centro, cioè in bicicletta ci arriviamo subito, no? Dove dobbiamo andare, cazzo. Vedi, quindi bene, Singano ha trovato sto posto qua, parcheggio gratuito e siamo a posto. A sto punto ci vediamo domani.